Buonasera, buonasera amici sportivi e ben ritrovati a tempi supplementari con l'appuntamento ormai che è fisso al giovedì su Teleeuropa Network in Calabria e Sicilia per parlare ancora di calcio giocato. Purtroppo il Catanzaro non ce l'ha fatta, esce dal turno playoff, si infrange al Ceravolo il sogno del ritorno in Serie B per gli uomini di Gaetano Autieri. Di questo ovviamente ne parleremo ampiamente questa sera, ma parleremo anche tanto di calciomercato, di idee, strategie, di rinnovi, di acquisti, di calciomercato che ovviamente entra prepotentemente nel vivo. Di tutto questo ne parleremo come al solito con il mio compagno di viaggio di sempre, Attilio Malera. Ciao Attilio, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti voi, bentrovati. E a proposito di estate, a proposito di caldo e a proposito di bellezza da mare, ovviamente ben ritrovata anche alla nostra bella Paola Palmieri. Buonasera, è sempre un piacere essere qui con voi. E ovviamente passo subito a presentarvi gli ospiti, uno ci ha già raggiunto, l'altro ci sta per raggiungere, quindi lo ripresenteremo dopo. Ha davvero stravinto un paio di campionati con idee straordinarie, con progetti altrettanto importanti, ed allora ben trovato al presidente del Corigliano Calabro, Mauro Nucaro. Buonasera. E con lui ovviamente insomma, approfitteremo della sua presenza perché rappresenta un territorio incredibilmente ampio, un bacino d'utenza straordinario con progetti davvero ambiziosi. Ci sta per raggiungere anche un altro presidente di Serie D che fa il suo ritorno a tempi supplementari, Alessandro Di Diego, presidente appunto della formazione del Pollino. Però prima di partire abbiamo da lanciare qualcosa, vero Paola? Sì Paolo, forse è davvero arrivata l'estate e con essa anche i tormentoni e il calciomercato. Allora andiamo a vedere subito la copertina che abbiamo preparato sull'estate calda e sui tormentoni del mercato. Vediamo. Cosa importa se sogniamo in Puerto Rico? Ma se restiamo insieme. Le temperature si scaldano sempre di più, la voglia d'estate è lampante negli occhi di tutti i ragazzi, chi ha già finito la scuola, chi prepara gli esami, è partita la caccia al tormentone musicale da ballare e il calciomercato da raccontare. Lo saranno i due gioielli napoletani che a Cosenza sono diventati prima uomini e poi calciatori, Luca Palmiero ad ispirare e Gennaro Tutino a concretizzare. Su entrambi il Napoli sceglierà di puntarci, il Cosenza li rivorrebbe, ma i margini sono davvero pochi. Per il primo qualche spiraglio in più esiste, sul secondo con Genoa e Udinese a contenderselo e il Napoli a monetizzare chiedendo 10 milioni di euro, tormentoni che terranno incollati agli smartphone per un'estate intera come Gianluca Gaetano, talento fiorente della primavera azzurra scelto dal Cosenza. Come erede dello stesso Tutino, i lupi si sono mossi, ma la concorrenza è spietata, Juve Stabia, Ascoli e Pescara sulle sue tracce. In casa Crotone dopo il rinnovo, chi si prenderà Marco Simi, uno dei migliori bomber della cadetteria per quanto incita nel match? C'era la Lazio a parametro zero, soprattutto l'estero, ma il Belgio in pole position. Voglia d'estate, di calciomercato e conseguentemente riecco fedelmente i tormentoni. Perché la tua fisicata mi fa asciugare la bocca anche se l'acqua è gelata. Bene, questi tormentoni lanciati sapientemente e brillantemente dalla nostra bella Paola Palmieri. Tanti gli interrogativi di mercato, tante ovviamente anche le domande. Nel frattempo ci ha raggiunto anche il presidente del Castrovillari che stiamo microfonando e tra poco è tutto in diretta ovviamente, tra poco presenteremo e saluteremo anche il patron del Pollino, però insomma prima di andare sui tormentoni, Attilio, andiamo sul calcio giocato, andiamo su quello che è accaduto al Ceravolo visto ieri. Uno stadio straordinario, oltre 10.000 spettatori, un pubblico che non si vedeva da tempo al Nicola Ceravolo. Purtroppo però l'appendice non è positiva, un gol al 90° di Legati infrange il sogno del Catanzaro di lottare fino in fondo nei playoff e quindi di raggiungere la tanto agognata Serie B. Attilio, cosa non ti ha convinto della gara del Ceravolo? Al di là della prima frazione di gioco dove gli uomini di Gaetano Autieri hanno un po' forse sentito il peso dell'impresa, poi però nella ripresa quell'1-2 micidiale in meno di 10 minuti aveva davvero acceso i sogni
delle Aquile. Un Catanzaro che non ci arrivava nella miglior maniera possibile a livello di condizione fisica a questo match, ma io credo che gran parte della qualificazione sia stata pregiudicata da una prestazione sottotono nella gara d'andata al Ceravolo, come giustamente dicevi tu, un primo tempo anche in questo caso sottotono per via di, ripeto, di una condizione fisica probabilmente non eccellente da parte degli uomini di Gaetano Auteri, ma poi dopo l'1-0 anche fortuito di un calciatore che conosce a meraviglia la categoria come Simone Pesce, la reazione del secondo tempo è stata una reazione super da parte del Catanzaro, il Catanzaro che nel complesso credo con un pizzico di fortuna in più avesse potuto meritare tranquillamente poi la qualificazione al turno successivo, ma gli errori in questo caso, mai come in queste partite, vengono pagati a caro prezzo. Quello del Catanzaro è stato pagato forse troppo caro per quanto poteva essere pagato, ma la Feralpisalò è una squadra di categoria, non solo per i nomi ma anche per l'atteggiamento, una formazione quadrata che ha in rosa calciatori come Caracciolo, Maiorino, Vita, mancava Canini, lo stesso Simone Pesce che si è reso protagonista di una grande prestazione, ripeto, con un pizzico di fortuna in più si poteva veramente sperare in un sogno di proseguire, ma ahimè il Catanzaro ci riproverà nella prossima stagione con tanta consapevolezza, ma ripeto è normale che resti l'amaro in bocca e francamente vedere un presidente Floriano Noto così infuriato a fine partita, lui che ha sempre dimostrato comunque con la sua signorilità di poter gestire una piazza complicata nella miglior maniera possibile, quindi onore alla Feralpisalò, ma un Catanzaro che, ripeto, secondo me ha pagato anche una condizione fisica non brillantissima. Bravo anche il tecnico del Salò nella gestione dei cambi, Attilio, perché se è vero come è vero, insomma, che il Catanzaro era riuscito a ribaltare il match prima che il Catanzaro riuscisse nell'impresa, il tecnico lombardo aveva già tolto l'Airone Caracciolo, quindi senza un riferimento importante lì davanti ha dovuto un po' ricostruire l'assetto tattico della squadra e ha trovato anche in maniera abbastanza fortuita il gol qualificazione, grazie anche soprattutto ai cambi effettuati dal Catanzaro e all'infortunio, ricordiamolo, di Figliomeni, che col senno dei poi insomma è difficile ragionare il calcio, però insomma con un Figliomeni al 100% in mezzo all'aria difficilmente si fa staccare un difensore lì in mezzo a due prendendo un gol davvero ingenuo sotto il profilo dell'atteggiamento difensivo. Negli episodi soprattutto la fortuna incide più che mai, come nel gol di Legati senza dubbio, ma ripeto anche lo stesso Bianchimano, l'uscita, la sciocchezza commessa da Eclu che non pregiudica una stagione assolutamente positiva da parte del calciatore del Catanzaro, ma l'aspetto fisico, la gestione chiave dei momenti di una formazione altamente esperta come la Feralpisalò ha fatto sicuramente la differenza, ma è un playoff che sta regalando sempre più sorprese, non conta il blasone ma conta soprattutto come ci arrivi, il Cosenza dello scorso anno insegna. E allora intanto salutiamo e diamo il benvenuto al presidente del Castrovillari Alessandro Di Ieco. A proposito di questo, Presidente, la coinvolgo subito e poi ovviamente sentiamo anche il patron del Corigliano Nucaro. Un po' amareggiato il Presidente, molto arrabbiato, il Presidente Noto si è lasciato andare ovviamente ad uno sfogo istantaneo, momentaneo, dettato dalla forte delusione, ma che ci sta però perché l'errore tecnico dell'arbitro sul gol maturato poi nei minuti finali è stato poi determinante, no? Assolutamente, anche noi siamo reduci di episodi arbitrali non del tutto piacevoli, perché nelle ultime gare con le sezioni arbitrali che davano minuti di recupero dai 5 minuti che poi diventavano 7-8 e in questi minuti finali abbiamo perso le partite e poi abbiamo perso punti, quindi posso immaginare e posso capire l'amarezza di un Presidente. Presidente Nucaro, forte la delusione del patron Noto che ha investito tanto nella formazione giallorossa e che vedeva evidentemente insomma, vicino come dire, un obiettivo che per la piazza di Catanzaro insomma, è davvero fondamentale per la crescita e lo vedi sfumare insomma, nel finale, ovviamente la rabbia prende un po' il sopravvento, no? Partiamo dal presupposto che ci sta che un presidente sia come lo sono io, come l'amico di Diego, oppure come Noto, che a fine partita magari ci lasciamo prendere dalla foga, dalla rabbia, dall'ira, perché noi effettivamente siamo quelli che investiamo
e magari vediamo svanire nel nulla gli investimenti fatti. Però per quanto riguarda la partita del Catanzaro, che questa è la seconda fase dei playoff, perché la prima fase il Catanzaro non ha partecipato, la rabbia deve essere un po' più contenuta, perché la strada per arrivare alla finale, per arrivare in Serie B è ancora lunga. Io penso che il Catanzaro abbia sbagliato tutto il campionato, perché con quella squadra arrivare terzi in classifica, non so a quanti punti della Juve Stabia, e addirittura essere staccata dal Trapani, in mea colpa lo doveva fare già durante il campionato, mentre è stata una squadra tranquilla, quieta, piatta, e poi chiaramente alla fine, o per sfortuna o per bravura degli avversari o per un errore tecnico di un arbitro, che ci può anche stare, perché bisogna anche considerare che ci sono stati giocatori che al 95esimo hanno sbagliato un calcio di rigore, prendiamo il caso dell'attaccante del Genova, e domenica il Genova rischia di andare in Serie B. Quindi sono quegli episodi che in un campionato oppure in una fase finale di playoff ci possono stare. Chiaramente capisco Noto, perché effettivamente è colui che mette la moneta per portare avanti la squadra. Però è il segnale forse, Presidente, che c'era la convinzione, no, di aver già superato il turno, anche nell'ambiente stesso, no, con le dichiarazioni sia del Presidente che dello stesso tecnico, che servivano chiaramente a un po' enfatizzare la piazza, cercando di riempire il più possibile il Nicola Ceravolo, ma c'è a suo avviso, insomma, c'è stato a suo avviso l'aver sottovalutato in qualche modo l'impegno con la Feralpi Salò, sia all'andata che poi ovviamente al ritorno era una conseguenza del risultato dell'andata? No, io non credo, perché i giocatori... Le chiedo scusa, Presidente, la faccio rispondere subito, perché dovremmo avere al telefono il direttore sportivo della Regina, Massimo Taibi. Buonasera, direttore. Buonasera a voi. Ecco, direttore, insomma, intanto grazie per aver accettato il nostro invito, e parlavamo chiaramente del match del Ceravolo. Ti chiedo subito un giudizio, insomma, un Catanzaro che evidentemente si aspettava di arrivare il più lontano possibile, di arrivare in Serie B, e invece chiude il proprio percorso dopo non averlo neanche iniziato sostanzialmente. Il calcio purtroppo è questo, ci sono delle volte che i pronostici vengono stravolti da situazioni, poi soprattutto il playoff può essere determinato da un episodio, perché Catanzaro fino al 90esimo ieri credo che stesse meritando la vittoria, poi come nel calcio, perché la parte più bella che c'è imponderabile, sono stati sfortunati a prendere quel gol che purtroppo per loro li hanno condannato. Lo stesso Catania, Massimo, ha dimostrato ieri al Massimino, insomma, ha palesato tante difficoltà con un Potenza che ha rischiato davvero di espugnare il Massimino e quindi passare il turno. È un Catania che evidentemente viaggia soprattutto sulla qualità dei singoli, che poi fanno la differenza, proprio come ha fatto ieri Di Piazza in quella ripartenza, dove praticamente ha ripetuto il gol che, insomma, ha subito la Regina, no? Sì, quando tu hai dei giocatori così importanti, che sai che prima o poi può succedere che possono determinare una situazione. Potenza, visto l'andata e vista di ritorno, avrebbe meritato secondo me la qualificazione, senza nulla togliere al Catania, ma è quello che si è visto. Però come succede spesso nel calcio, l'episodio della qualità determina queste partite così. Ecco, direttore, passata un po' la delusione per il risultato, fermo restando che il lavoro che avete fatto è stato un lavoro notevole rispetto a dove poi tu stesso hai, insomma, ereditato una situazione difficile, l'hai saputa gestire in un momento particolare, poi il cambio della società, insomma, al di là di come poi siano andati i playoff, siete già al lavoro per creare e costruire una Regina solida, una Regina che reciti un ruolo di assoluta protagonista, insieme ovviamente a quelle 4-5 formazioni che si giocheranno il campionato del prossimo anno? Chiaro che noi dobbiamo cercare di creare una squadra positiva, pur sapendo che ci sono delle cozzate, insomma, importanti.
in primis il bar, per fare un nome, per cui insomma bisogna mettersi al lavoro e cercare di sbagliare il meno possibile, perché a questo livello, a questi livelli adesso in questa categoria, il prossimo anno chi sbaglia meno vince, perché comunque è molto più livellato di quello che si è visto quest'anno. Ecco, c'è ovviamente la prima scelta è quella dell'allenatore Massimo, il profilo lo avete più o meno individuato, quando conosceremo insomma chi allenerà la Reggina nella stagione 2019-2020? Ma io quando i consapevoli che fino a 30 giugno almeno il nostro allenatore, poi farò le mie valutazioni, ho delle idee, ho le idee molto chiare, però è chiaro che è giusto che sia convinto al 100% di quello che bisogna fare. Siccome è finita una settimana fa il nostro campionato, non c'è tutta questa fretta di partorire questa decisione. È chiaro che questi giorni poi la faremo. Attilio Mannella per il direttore Massimo Taibbi. Buonasera a te direttore, solamente una curiosità da parte mia legata alla campagna acquisti, alla formazione che poi assortirai da qui alle prossime settimane, l'identikit dei calciatori che andrai a prendere, soprattutto in attacco, c'è la volontà di investire nuovamente nel reparto d'attacco con un bomber importante? Ma la squadra l'anno scorso, come si è detto prima, è stata costruita in due situazioni diverse, una a luglio che dovevamo salvarci, l'altra a gennaio dove abbiamo cercato di fare qualcosa in più, e poi i 56 punti finali l'hanno dimostrato. Penalizzati come tutte le squadre per il fatto delle liste, avendole tolte adesso c'è più libertà di poter scegliere. È chiaro che io, più che l'attaccante di doppia cifra che è il minimo che ogni squadra che deve competere a certi livelli deve avere, io sono sempre per quelle persone, gli esperti che dicono sempre bisogna creare prima la spina dorsale esperta, e vediamo che nella spina dorsale c'è portiere, difensore, centrocampista e attaccante. Adesso prima ci concentreremo sul fattore tecnico e poi cercheremo di andare a fare queste scelte. Allora, rimarcando, direttore, quello che erano stati i tuoi intenti, no? Ad inizio stagione, quello di riportare l'entusiasmo alla Reggina, nonostante ovviamente le difficoltà nella prima parte, poi ti ha dato anche una mano ovviamente l'avvento del patron Luca Gallo, però di fatto il risultato lo hai ottenuto sul campo, no? L'entusiasmo, i 15.000 di Reggina Monopoli hanno certificato quelle che erano le intenzioni, no? Riaccendere la piazza che tu conoscevi bene. Sì, io quando sono arrivato sono andato a vedere l'anno scorso l'ultima partita, credo la penultima, che avevano raggiunto la Reggina la matematica salvezza, poi in quella partita credo contro l'Acagas, e ho visto neanche 2.000 spettatori, mi ero un po' rattristito perché la Reggina che conoscevo io, la Reggina che conoscevo io era tutt'altro. E il mio desiderio, che era un desiderio, una speranza, era quello di portare l'entusiasmo. È chiaro che con l'evento di Gallo è stato più facile, ma mai avrei pensato di passare da 2.000 e iniziare ai 15.000. Quello è stato un'escalation di soddisfazione, di motivazione, di novità. La squadra creata per salvarsi, che a fine dicembre con mille difficoltà ha fatto un gran lavoro, con l'evento di Gallo che è stato un miracolo per tutta Reggio, per tutto il calcio in questo momento, perché ha dato lustro, soprattutto ha dato un futuro a questa società gloriosa, e tutto questo ha fatto sì che alla fine abbiamo portato 15.000 allo stadio. Ecco, nel salutarti Massimo, ovviamente so che stai insomma, andando a casa per goderti un paio di giorni di relax a casa, potrebbe parlare Reggino la panchina Amaranto? Tutto può succedere. Ecco, con questo tutto può succedere, ovviamente ringraziamo Max Taibbi per la sua presenza a tempi supplementari, grazie direttore. Ciao, grazie. Attilio. Questo tutto può succedere, potrebbe voler dire tanto come potrebbe non voler dire nulla, però insomma la quotazione di Mimmo Toscano sulla panchina Amaranto sta crescendo? È alta anche perché abbiamo raccontato del tentativo concreto della Reggina intorno a Piero Braia, ma Piero Braia e il Cosenza che avevano già scelto poco dopo la fine del campionato di continuare insieme, nonostante la Reggina abbia pressato con un'offerta importante Piero Braia. Oggi è arrivata tra l'altro l'ufficialità
dell'accordo e del matrimonio che va avanti tra il Cosenza e Piero Braia, la Regina che aveva sondato anche il nome di Stefano Colantuono, situazione in questo momento in stand-by, e aveva sondato già la disponibilità di Mimmo Toscano, che ricordiamolo è ancora sotto contratto con la Feralpisalò fino al 30 giugno del 2020, ma chiaramente non ci sarebbero problemi per la rescissione del contratto. Oggi il nome in pole position per la Regina, come giustamente lasciavi presagire tu, è proprio quello di Mimmo Toscano, che vorrebbe dire tanto, senso d'appartenenza, ma ci arriveremo dopo. Presidente Nucaro, Mimmo Toscano, lei lo conosce, insomma, ha fatto grandi cose sia a Rende che a Cosenza, è il profilo giusto per vincere in Serie C, lo ha dimostrato insomma, nel tempo il tecnico reggino vincendo diversi campionati. Io onestamente sono del parere che puoi prendere anche Mourinho, però se non gli dai dei giocatori competitivi per la categoria nessuno vince. Perché è vero che gli allenatori devono essere bravi a leggere le partite e ci devono mettere del loro, però la differenza lo fanno sempre quegli 11 uomini che vanno in campo, perché magari per quanto noi possiamo dire 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2, alla fine sono i giocatori che fanno la differenza, non gli allenatori. Basta vedere gli ultimi 8 anni di Serie A in Italia, vince sempre la Juventus, ma non perché aveva acconto attualmente c'ha Allegri, che addirittura lo sta mandando via dopo 5 campionati vinti, perché la Juventus è la squadra che ha investito di più e alla fine i risultati si vedono. Ritornando prima sul Catanzaro e sulla partita di ieri, io credo che la partita di ieri è stato lo specchio dell'andamento del campionato del Catanzaro, perché il Catanzaro, quando doveva fare il salto di qualità, attualmente ogni domenica tirava fuori dal cilindro la peggiore partita, addirittura sempre a Catanzaro, e pareggiava delle partite con squadre che magari nessuno sulla carta gli dava il pareggio a Catanzaro. Anche perché se noi andiamo ad analizzare le due partite, la Feralpisalò ha messo a segno 3 gol. Se il Catanzaro avesse passato il turno vincendo 2-1, lo passava solo ed esclusivamente perché c'è una formula diversa di tutte le altre formule che esistono in tutti i campionati e in tutte le competizioni sportive nazionali e internazionali, perché sia in Coppa dei Campioni, in Champions League, in Europa League, chi segna fuori casa vale doppio, invece in Lega Pro vale il posizionamento. Quindi è nelle due partite che il Catanzaro deve fare il mea culpa, non sulla partita di ieri. A questo proposito ovviamente cresce ancora di più il rammarico, perché nel doppio confronto si poteva fare di più, Presidente Di Diego. Assolutamente, il Presidente Nucaro ha fatto un'analisi più o meno completa di quella che è stata l'annata del Catanzaro. Ovviamente si poteva e si doveva fare di più. Purtroppo poi il calcio quindi, è impietoso. Non è mai una scienza esatta e certa, quindi si hanno le sorprese. Io penso che sulla base degli errori che sono stati commessi quest'anno, se davvero ci sia la volontà di passare questa categoria e di approdare in B, il Catanzaro deve allestire una squadra di tutto rispetto, quindi fare una campagna acquisti un po' diversa, potenziarsi e cercare di subito dimostrare la propria forza, come penso che nel programma della Regina sicuramente verrà fatto, perché dalle dichiarazioni del Presidente Gallo si evince e si può vedere l'entusiasmo e tutto quello che lui vuole portare al Reggio, quindi già si capisce e si può sentire l'odore di una grande squadra a Reggio. Ecco, sono tutte delle considerazioni importanti. Ho una domanda sia per Nucaro poi per Di Diego anche, però la Regina vuole vincere, il Catanzaro vuole vincere, il Bari vuole vincere, l'Avellino vuole vincere, il Foggia vuole vincere. Tutti investono, ma solo una poi avrà ragione, quindi sono tutti gli investimenti a perdere. Mi risponderete subito dopo la pubblicità. Paola, ci fermiamo? Sì, ci fermiamo, non cambiate canale. Ci vediamo tra poco, pubblicità. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Mentre anche in pubblicità il dialogo e soprattutto il dibattito aumenta e cresce proprio in relazione a quella che è la formula dei
dei playoff, no Attilio? Intanto però, dicevo, Presidente Nucaro, 5-6 formazioni di grandissimo livello il prossimo anno proveranno la scalata diretta alla promozione, solo una riuscirà nell'intento di tornare in Serie B, gli altri 4-5 investimenti saranno probabilmente a perdere. Purtroppo sì, però chiaramente la Serie C è diventata una categoria ridicola, cioè sono tre gironi. Come vediamo ogni girone è fallito una squadra, cioè, poi ci sono società dove hanno avuto 24-25 punti di penalizzazione, cioè, veramente è diventato la categoria, a partire dalla terza categoria dei dilettanti fino alla Serie A, la categoria più ridicolizzata d'Europa, non d'Italia, perché finché restiamo nel confine nazionale ci può anche stare, ma ne parlano in Europa della Lega Pro italiana. Come dicevo prima, il Pro Piacenza è fallito, il Matera è escluso dal campionato, Lucchese e Cuneo meno 25, meno 24, nel girone della Regina non so quante squadre hanno avuto le penalizzazioni, quindi secondo me a livello sportivo e calcistico è un campionato proprio falsato. Tra l'altro si rischia anche di avere il Palermo, come discutevamo prima a microfoni spenti, un Palermo che ovviamente mette i bastoni fra le ruote, perché se dovesse ripartire dalla Serie D ripartirebbe come il Bari nel girone di competenze del Castroville e del Corigliano, e conoscendo un po' l'organigramma delle formazioni del prossimo anno sarebbe insomma la candidata numero 1 a un'eventuale promozione. Ma guardi, io su questo la mano sul fuoco non ce la metto, e non perché voglio essere presuntuoso oppure voglio essere magari più intelligente degli altri, assolutamente, io parlo sempre con ottimismo. Noi se andiamo a vedere il girone B o C, se non erro, dell'interregionale, c'era sia l'Audax Reggio Emilia sia il Modena, alla fine il campionato l'ha vinto la Pergolettese. Se l'ha vinto l'Avellino ha vinto il campionato perché il Lanusei le ultime 3 partite non ci ha creduto proprio e ha pareggiato in casa con il Budone che era terzultimo in classifica. Per quanto riguarda mentre il girone I, che è il girone che interessa il presidente di Dieco e l'anno prossimo anche a me come Corigliano Rossano, voglio dire questo, che la Turris ha sbagliato le prime 4 partite, se no la Turris fino alla fine del campionato si poteva giocare benissimo la vittoria contro il Bari. Chiaramente noi ci facciamo prendere dal nome, magari moltissime società hanno visto Bari, una squadra gloriosa che ha fatto parecchi anni di A, di Serie B, e allora dici il Bari ammazza il campionato. Io onestamente, non perché di Dieco è qua a fianco a me, io sono andato a vedere la partita Castrovillari-Bari, se c'era una squadra che meritava non di vincere ma di stravincere, il Castrovillari. Cioè, cosa voglio dire con questo? Sì, è vero che il Palermo, se scende in interregionale, se farà la squadra è favorita, però il Palermo deve pensare che ci saranno altre società, credo, che allestiranno squadre forti e competitive di categoria che se la giocheranno fino alla fine, perché non ci dobbiamo dimenticare, non dobbiamo sottovalutare il fatto che il Messina è partito dall'interregionale e questo, se non erro, è il quinto o il sesto campionato di fila che si è abbandonato nell'interregionale, perché uno che viene dai professionisti e arriva nei dilettanti non è facile calarsi nella categoria con quella mentalità che poi ti porta a fare il salto di qualità. Assolutamente, no, non si vince col blasone. Io credo che poi nell'ottica generale, quando verranno effettuate le scelte, non mi stupirei sinceramente se poi il Palermo venisse collocato nel girone che vedrà appunto impegnato sia il presidente di Dieco che il presidente Nucaro, anche per rendere maggiormente appetibile nel sistema televisivo, come è accaduto il Bari con DAZN. Ne parleremo nella terza parte di questo. Ritorniamo però, facciamo un passo indietro, Attilio, alla copertina. Abbiamo detto insomma del tormentone, del calciomercato, dell'estate, l'ombrellone. Cosa c'è sotto l'ombrellone rosso-blu del Cosenza? Ovviamente la firma di Piero Braia al contratto che lo lega al Cosenza, e poi? Fino al 30 giugno del 2020, prolungamento di una stagione, c'è un'estate molto calda, delle telenovele che ci terranno incollati agli smartphone fino agli ultimi giorni. Palmiero e Tutino, veniamo alle ultime informazioni in nostro possesso. Per Tutino pochissime chance, quasi vicine allo zero, se non fosse altro che in questo momento l'Udinese addirittura ha superato il Genoa per cercare di contendersi il talento che ha fatto benissimo quest'anno alla corte di Piero Braia. La valutazione, come abbiamo svelato la settimana scorsa, che ne fa il Napoli è veramente molto
molto alta, secondo quanto ci risulta intorno ai 10 milioni di euro, mentre per Palmiero si aprono sempre di più scenari interessanti legati ad una possibile permanenza al Cosenza. Il Cosenza ci crede, il presidente durante l'ultimo summit è andato in scena alla Lamezia Terme alla presenza del direttore sportivo Stefano Trinchera, ha comunicato un aumento di budget, un budget che verrà raddoppiato rispetto alla stagione scorsa, un Cosenza che vuole puntare forte anche su Palmiero. In questo momento su Palmiero non ci sono società calde che si sono presentate al Napoli con una proposta, quindi il Cosenza ci crede e farà di tutto per cercare di riavere Palmiero nella prossima stagione. Diamo 2 aggiornamenti legati alla difesa, Sabbione piace ma in questo momento non è la priorità, ma diamo anche un nome nuovo sempre legato al Carpi, piace moltissimo al Cosenza anche il profilo di Poli. Capitolo Foloruscio, altro calciatore che ha fatto benissimo con la Virtus Francavilla guidata da Bruno Trocini. Su Foloruscio è piombato fortemente il Parma, che potrebbe aprire un asse caldo con la Virtus Francavilla, con Foloruscio che verrebbe preso dal Parma per poi essere girato nuovamente in prestito in Serie C. Il Cosenza è una delle tante formazioni interessate, così come il Perugia, ma sarà senza dubbio un'estate molto molto calda. Beh, ci hai detto un po', ci hai dato un po' di nomi, un po' di dritte, un po' di trattative, però a me interessa, Attilio, sapere ovviamente il contenuto della riunione di Lamezia Terme nella sede del patron Eugenio Guerascio. Quali sono le strategie, ma soprattutto qual è l'obiettivo del Cosenza targato 2019-2020? L'obiettivo è raggiungere quanto sfiorato per pochi punti in quest'annata, ovvero raggiungere i play-off nella prossima stagione. Il Cosenza ha dimostrato anche in questa stagione di potercela fare qualora magari avesse avuto maggiore concentrazione nel reparto offensivo, e proprio da quello si ripartirà per cercare di ottenere maggiori consensi in termini offensivi. Litteri e Maniero hanno deluso le aspettative, Tutino verrà sostituito con un attaccante dalle caratteristiche simili, un nome che abbiamo fatto anche 3 settimane fa dai microfoni e dalle telecamere di Teleuropa Network, è quello di Gaetano, classe 2000 del Napoli, che ha caratteristiche più o meno simili a quelli di Gennaro Tutino, ma sarà un altro tormentone di calciomercato, come dicevamo nel servizio che abbiamo preparato. C'è l'Ascoli, c'è la Juve Stabia, il calciatore sceglierà la società che gli garantirà maggiore minutaggio. È una formazione che punta ai playoff, il presidente probabilmente conosce molto meglio di noi queste dinamiche, non può garantire un certo minutaggio a un calciatore, ma il Cosenza è certamente in fila, mentre la priorità è quella proprio di trovare, come dicevamo qualche secondo fa, un centravanti in grado di poter garantire una doppia cifra e un bottino di gol importante per cercare di essere più efficace sotto porta. Botta e risposta, percentuali ad oggi della permanenza in rossoblù di Embalo. Embalo tra, direi, un abbondante più del 50%. Il calciatore ha già scelto, è chiaro che prima deve essere sbrogliata la matassa Palermo, ma ci sono ottime chance che Embalo prosegua la sua permanenza a Cosenza. È una scelta chiara, anche il suo entourage ha dato il benestare, così come un altro calciatore che piace al Cosenza, sempre assistito dallo stesso entourage, Beppe Accardi, ha dato il suo assenso, ma entrambi i calciatori, sia Fiordilino che Embalo, sono legati a un contratto con il Palermo, e il Palermo, per quanto dicevamo prima, c'è bisogno ancora di un po' di tempo prima di sbrogliare e di arrivare ad una soluzione definitiva. Presidente Nucaro, abbiamo detto di Tutino, un giocatore che si è consacrato in maniera definitiva a Cosenza, lo ritiene pronto per un'esperienza in una medio-piccola in Serie A come può essere l'Udinese? Sì, io ho visto la partita, ho assistito alla partita Benevento-Cosenza e onestamente bisogna dire che Tutino fa la differenza. Chiaramente poi quando va a mettere la casacca di una squadra di Serie A e si trova dei colossi davanti, tipo i giocatori della Juventus, dell'Inter, del Milan, della Roma e della Lazio, lì chiaramente noti se il ragazzo ha fatto il salto di qualità o meno. Comunque vedendolo in quella partita di Benevento ci sta tutto, perché in Serie A ci sono ragazzi che vengono dall'estero che onestamente sono 10 volte più scarsi di Tutino. Io sono convinto che quel ragazzo fa parlare di sé, perché c'ha forza fisica, c'ha tecnica e poi è uno che in campo non ha paura di niente, è uno che chiede la palla. Chiaramente quando uno chiede la palla ai compagni vuol dire che effettivamente sa di essere forte, di avere quelle qualità superiori agli altri. Io credo che farà bene. Presidente Di Diego, intanto un presidente Nucaro straordinariamente competente e traspare anche grande passione rispetto a quelli che sono i concetti, o sbaglio? Assolutamente, la passione penso che debba
debba essere alla base, perché sennò altrimenti non... Un concorrente importante il prossimo anno, ne parleremo più avanti però. Assolutamente, con piacere. E parleremo ovviamente anche ampiamente del suo Castrovillari, che si è confermato alla grande in Serie D. Attilio, nella seconda parte però della copertina facevamo un po' riferimento al Crotone insomma, che ha gli occhi puntati su Simi, insomma oggetto del desiderio di tante formazioni. Che fine farà Simi? Rimarrà nella città di Pitagora? Di tante formazioni, ma ci sono anche dei possibili ritorni con ingaggi pesanti. Mi riferisco certamente a Ante Budimir. Il Mallorca non ha ancora comunicato, secondo quanto ci risulta, la decisione definitiva al Crotone se riscattare o meno Ante Budimir. Simi che ha rinnovato il suo contratto legandosi ulteriormente alla formazione gestita dalla famiglia Vrenna, ma credo che intorno a Simi si possano muovere diversi scenari, soprattutto all'estero e in Belgio. Un nome che piace molto al Crotone in vista della prossima stagione è quello di De Luca del Torino, regista su cui si sono mosse diverse formazioni. C'è la Virtus Entella, ci sono anche tante altre formazioni di Serie B come il Perugia che però prima deve scegliere il suo nuovo tecnico per poi sferrare l'assalto decisivo intorno a De Luca. Ma è un Crotone che ripartirà da una base abbastanza forte, c'è da sbrogliare un'altra matassa importante legata a Marcus Rodien in scadenza di contratto, così come quella di Mario Sampirisi, anche lui in scadenza di contratto. Oggi tra i due più vicino Sampirisi al rinnovo che Rodien. Per invece, Attilio, andare ad analizzare un po' quello che è accaduto nei playoff di Serie B, un Benevento a cui faceva prima riferimento il presidente Nucaro, straordinario dai due volti, va sotto a Cittadella ma riesce con la forza di volontà e soprattutto con la qualità a ribaltare il risultato, che adesso ovviamente vede le streghe ad un passo da quella che è l'opportunità di giocarsi la promozione in Serie A. Sì, le idee e la spregiudicatezza ad un certo punto di Cristian Bucchi, che vedendo la sua formazione lontana dalla sua idea di calcio molto offensiva ha cambiato le carte in tavola e poi ha avuto ragione, quindi complimenti a Cristian Bucchi anche per le mosse a partita in corso, ma un Cittadella che conferma nonostante tutto di essere la mina vagante in questa corsa. Ma sinceramente mi aspetto molto dall'Hellas Verona da qui fino alla fine. Lo snodo fondamentale è stato raggiungerli i playoff, poi da lì in poi con la qualità che ha a disposizione, con la fame, e per una stagione che non è stata assolutamente sufficiente, perché è inconcepibile che una formazione della qualità dell'Hellas Verona potesse giocarsi fino alla fine le proprie carte, e lì raggiungere quegli obiettivi è stato fondamentale. Chi esce con le ossa rotte da questa corsa playoff secondo me è il Perugia, l'ennesima incompiuta, che ha detto addio ad Alessandro Nesta, sta scegliendo il proprio tecnico. Piace molto il profilo di un ex Crotone, Massimo Oddo, ma il Perugia deve chiarirsi bene le idee e capire cosa voler fare da grande, perché così è difficile andare avanti senza prefissarsi un obiettivo definitivo. Faceva riferimento prima, presidente Nucaro, Attilio, all'altro match di playoff in Serie B, più equilibrato, Verona e Pescara 0-0, però adesso gli adriatici si giocano in casa il passaggio del turno. Non sarà semplice, però insomma avere il proprio pubblico alle spalle con un risultato che è quello di 0-0 che lascia tutto in bilico può essere un vantaggio. Sì, può essere un vantaggio, anche se io credo che alla fine la finale playoff rispecchia la classifica finale della Serie B. Secondo me la finale la farà il Benevento con il Pescara, e poi chiaramente in quei 90 minuti non ci sono pronostici che tengano, anche perché io ho visto il Benevento contro il Cosenza e l'ho visto pure a Crotone. Ci sono in alcune fasi della gara che vanno in una sonnolenza totale, basta vedere con il Cosenza da 2-0 a 2-2, mentre a Crotone sono andato sotto di un gol e non hanno saputo più reagire, dopo che per 30 minuti avevano veramente dominato il campo. È una situazione un po' difficile, anche perché sono tante le partite che hanno fatto queste squadre, quindi come diceva pure lei prima, bisogna vedere come ci sono arrivate a questi playoff a livello fisico e a livello mentale. Chiaramente il Benevento, se non dovesse vincere i playoff, è una delusione, perché come ben sappiamo è una delle squadre che era partita all'inizio del campionato proprio per stravincerlo, e alla fine c'è stata la sorpresa a Brescia. Volevo dire due parole sul Crotone, visto che l'ho visto. Secondo me il Crotone, se mantiene questo organico con 2 o 3 innesti, uno per ogni, non in avanti ma sugli esterni, uno a centrocampo e uno in difesa, secondo me l'anno prossimo sarà una delle squadre da battere in Serie B,
perché si vede che è una squadra forte, solida, compatta. Dopo ho una domanda per lei, Presidente, perché secondo me dal punto di vista tecnico il suo rapporto lo chiederò col suo allenatore, perché insomma deve essere un rapporto abbastanza acceso ma di confronto, perché un Presidente così competente anche dal punto di vista tecnico serve da stimolo all'allenatore, però questa domanda me la riservo per il momento dedicato al suo Corigliano. Presidente, parlava del Benevento, Nucaro, lo meriterebbe la piazza di Benevento per lo spot lanciato dopo la retrocessione lo scorso anno con un pubblico straordinario che applaude la propria squadra nonostante la retrocessione in casa? Assolutamente, penso che il Benevento speriamo che possa approdare così, diciamo, un'altra del sud Italia possa entrare nel calcio che conta. Ovviamente non è facile e poi infatti il Presidente Nucaro ha detto bene, in questo campionato ha avuto dei momenti dove si è quasi smarrito. Ora io penso che se in questo momento vuole davvero questa Serie A, debba dimostrare il contrario, quindi con le unghie e con i denti bisogna cercare di portare il risultato a casa, ma perché la piazza assolutamente è una piazza fantastica, la società è una società anche fantastica, quindi io penso che questo obiettivo si possa raggiungere, però ci sono le incognite di chi dovrà affrontare. Sono due formazioni, sia il Pescara che il Verona. Sia il Pescara che il Verona, per me sono due formazioni di tutto rispetto, di tutto livello, che non è facile. Dal punto di vista climatico forse sarebbe meglio evitare il Verona e i suoi tifosi caldi, però dall'altra parte c'è un Pescara di Baby Pillon, Attilio, che può essere la mina vagante di questa competizione per la promozione in massima serie. No, il Pescara sa vestirsi di abiti diversi e tutti molto efficaci, ha cambiato sistema di gioco in corsa anche in campionato, dal 4-3-3 è passato al 4-3-1-2, anche adattando molto spesso una difesa a 3. È un avversario difficile per chiunque, ha la maturità e ha acquisito una consapevolezza dei propri mezzi che secondo me meriterebbe anche la finale. Rispetto ad un campionato, secondo me comunque andrà a finire al di sotto delle aspettative dell'Hellas Verona, un Hellas Verona che poi ha scelto di cambiare allenatore a poche giornate dalla fine, ma non è tanto la questione allenatore, ma così come il Benevento a queste due formazioni, nonostante la qualità a disposizione, è mancato il salto di qualità, e penso che il salto di qualità non possa arrivare poi in una singola partita, ma gli interpreti, i calciatori in queste partite, sia da una parte che dall'altra, possono fare la differenza, e tra le due formazioni credo che l'Hellas Verona, proprio per la qualità a disposizione di mister Alfredo Aglietti e per la fame che hanno accumulato in queste settimane abbastanza turbolente, il Pescara deve temere molto questo impegno nonostante il possibile cambio di scena. In B ancora probabilmente è prematuro parlare ovviamente di nomi, di mercato, però proviamo a farlo, Attilio, in 100 secondi, il mercato cadetto. Parto da De Luca, calciatore che parlavamo prima in orbita Crotone, classe 98, che piace molto anche alla Virtus Entella, ma attenzione perché si stanno scatenando diversi scenari anche intorno al Lecce, un Lecce che potrebbe perdere il suo bomber principe la Mantia che piace molto al Genoa per la prossima stagione, sempre legato alla Serie B. Sempre in cadetteria, attenzione a quello che può succedere intorno al Cagliari, il Cagliari che guarda con occhio attento alla Serie B, ha messo le mani su Vicario, estremo difensore in scadenza di contratto con il Venezia, ma il Cagliari che sta sfidando il Sassuolo per David Okereke, che ha una valutazione molto alta, intorno ai 10 milioni di euro, che ne fa lo Spezia. David Okereke che piace sempre allo Standard Liegi in Belgio. Situazione Venezia, il Venezia che ripartirà a meno di clamorosi colpi di scena da Serse Cosmi in panchina. C'è stato un contatto con Sean Sogliano come direttore sportivo dopo l'addio di Valentino Angeloni. Chiudo con la Juve Stabia che ha messo Nikita Contini come priorità assoluta per la porta ed ha chiesto Gaetano al Napoli, mentre su un altro calciatore che ha fatto molto bene nel campionato di Serie C, Bortolussi, ci sono due società, sempre la Virtus Entella di Roberto Boscaglia e il Cittadella di Roberto Venturato. Questo il mercato in B. Prima però di aprire, chiudendo ovviamente il capitolo legato alla Serie B, prima di aprire quello della Serie C, abbiamo una controcopertina
dedicata alla Regina. Abbiamo avuto il direttore sportivo della Regina, Massimo Taibbi, prima al telefono. Paola, andiamo a vedere questa copertina che abbiamo dedicato alla formazione dello Stretto? Sì, andiamola a vedere subito. Vediamo. Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale. L'aria di una seconda rivoluzione. Dopo un gennaio, da protagonista assoluta, la Regina non lascia, anzi raddoppia e punta a rinforzarsi ancora. Dalla scelta del nuovo allenatore alla campagna acquisti al centro sportivo Sant'Agata, l'entusiasmo del Granillo resta negli occhi, contagioso, che spinge a gettare il cuore oltre l'ostacolo. Le motivazioni ora sono a 1000 più che mai. Il presidente Gallo e il suo management lavorano alacremente, senza sosta, per la corsa al nuovo tecnico. Mimmo Toscano in vantaggio sulla concorrenza, garanzia di successo, senso d'appartenenza, alte motivazioni. Potrebbe essere realmente l'identikit giusto, così come quello di Ciccio Cosenza per la difesa, inseguito a gennaio, che può concretizzarsi a giugno dopo un lungo inseguimento. La rosa necessita di qualche ritocco, nient'altro. Massimo Taibbi è da tempo sul pezzo. La nuova Regina prende forma, le sorprese, i colpi di teatro sono all'ordine del giorno, solo per un obiettivo: riportare la Regina dove merita. I tifosi possono sognare. Vieni quassù, il mondo aspetta una grande festa. Beh, i tifosi continuano a sognare in riva allo Stretto. Straordinaria l'immagine, presidente Nucaro, della partita contro il Monopoli per un primo turno, per un semplice primo turno di playoff, 15.000. Vuol dire veramente che c'è grande voglia, grande fame e soprattutto desiderio di arrivare nuovamente in quelle categorie che competono forse di più alla compagine dello Stretto. Sì, anche perché la Regina, come noi sappiamo, nella sua storia ha fatto 9 campionati di Serie A in modo continuo con il presidente Foti. Poi da quando è retrocesso un po' l'entusiasmo è andato a scemare fino alla fine che se arrivavano allo stadio in 500-600, in quanto l'ex presidente, che lo saluto e lo stimo tantissimo, ha avuto delle piccole difficoltà, e quindi quando ti trovi in difficoltà è facile che la gente abbandona lo stadio, anche perché i tifosi vengono se la squadra vince. Se poi la squadra è una squadra normale oppure che lotta per la retrocessione, è facile che le delusioni te le lasciano solo alla società e alla proprietà. Per Reggio ci voleva, come credo che ci vuole anche per Catanzaro, che sono due piazze che effettivamente hanno fatto la storia del calcio calabrese. L'unica che ancora non riesce a fare questo salto di qualità e approdare in Serie A è il Cosenza. Io me lo auguro di cuore e lo auguro anche al presidente Gualascio, che l'anno prossimo magari si trova a competere e a fare questo salto di qualità, perché il pubblico di Cosenza è un pubblico da Serie A, non da Serie B. Perché, come ti dicevo, vedere a Benevento 1000 cosentini solo in Serie A li trovi. E quindi effettivamente Gallo sta raccogliendo quelle che ha seminato nel breve periodo dei 5 mesi da gennaio ad oggi. Se ci sarà continuità, visto che Reggio e dintorni sono città passionali che credono molto nel calcio, sicuramente vediamo l'anno prossimo lo stadio sempre pieno, come lo era il San Vito comunque, perché noi, diciamoci la verità, Cosenza, Catanzaro e Reggio le persone allo stadio l'hanno sempre portato, cose che magari non porta Vibo, visto che poi un'altra calabrese che merita in Lega Pro. Non si può dire di Crotone, perché Crotone, come Cosenza, Catanzaro e Reggio, le persone riporta allo stadio. Sicuramente un altro bacino importante di utenze dove potrebbe portare gente allo stadio è la Sibaritide, quindi ci dobbiamo dare anche una mossa, sia io che il presidente amico di Diego, di fare qualcosa di importante in quel territorio martoriato della Calabria, per far sì che domani possiamo dire che anche noi, come numero di spettatori, ce la lottiamo con queste squadre che hanno fatto la storia del calcio calabrese. Ci sono le credenziali. Questo mi sembra assolutamente, certo. C'è il bacino d'utenza, c'è sicuramente il seguito, c'è la passione, ci sono presidenti competenti che hanno voglia di emergere, ma lo vedremo nella terza parte, di questo ne parleremo ampiamente. Attilio, ci fermiamo direi che ora, no? Sì, ci fermiamo, poi dopo continueremo con i nomi di Catanzaro, di Rende, di Regina e di Vibonese, poi ci tufferemo in Serie D con le ambizioni del presidente Nucaro e del presidente di Diego. Paola. Ci vediamo tra poco, ma andiamo alla pubblicità.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Continua ancora il dibattito, ciò vuol dire insomma che ci sono talmente tanti contenuti e parleremo fra pochissimo di Serie D, di idee, di progettualità, però prima Attilio andiamo sul mercato DC perché abbiamo lanciato la copertina, abbiamo detto chiudendo il discorso sulla Reggina, quali sono gli obiettivi? Donnarumma è un obiettivo della Reggina sulla sinistra, può essere l'identikit giusto, quali sono appunto le trattative che ovviamente in maniera embrionale, perché se non si deciderà prima il trainer, il tecnico, il tutto sarà molto effimero. Sì, io mi aspetto molti duelli nel mercato di Serie C, soprattutto in un girone che si prospetta scusami, infuocato. Qualche indizio sul tecnico il direttore ce lo ha. Vabbè, il direttore giustamente fa la sua parte, noi cerchiamo di fare al meglio la nostra parte. Mimmo Toscano è molto vicino alla Reggina, a meno di clamorosi colpi di scena. Donnarumma piace, come giustamente dicevi tu, ma piace molto anche un'altra società che è il Bari, una concorrenza spietata. Confermiamo il gradimento per Aua da parte della Reggina, in stato embrionale quello intorno a Viteriti, più Aua di Viteriti oggi, è un attaccante che la Reggina non avrebbe ancora individuato, ma prima il tecnico e poi ovviamente i confronti, ma le valutazioni sono già iniziate. Cerco di fare un punto rapido anche intorno alle altre formazioni calabresi, partendo dalla Vibonese. Si va verso un cambio in panchina, via Nevi Orlandi. Oggi un nome che la Vibonese starebbe attenzionando è quello di Giacomo Modica, reduce da un campionato importante alla Cavese. Intorno a Ciccio Modesto, reduce anche lui da un'annata molto brillante a Rende, si va anche qui in questo caso verso un divorzio. Ciccio Modesto che era stato attenzionato dal Monopoli, il Monopoli che però ha come priorità assoluta quella di rinnovare il contratto di Beppe Scienza, ma per Ciccio Modesto potrebbe esserci un'altra chance perché è la prima scelta del Cesena, neopromosso in Serie C, e testa a testa tra Ciccio Modesto e Roberto Cevoli, con Modesto in leggero vantaggio su Cevoli per la panchina del Cesena. Il Rende sta attenzionando per il dopo Giovan Battista Martino e il direttore sportivo. Possiamo smentire i profili che portano sia a Zanin che a Pippo Pancaro. Il Rende in questo momento ha altre idee ed altre priorità. Sul Catanzaro sinceramente mi aspetto uno tra Lo Giudice e Auteri. Non mi aspetto entrambi ancora a lavorare insieme per diversi motivi. Lo Giudice a cui è stato rinnovato il proprio contratto e Auteri che ancora ha un anno di contratto abbastanza pesante. Quindi Auteri potrebbe andare via? Non lo so. Sinceramente non penso, ma vedremo da qui alle prossime settimane, ma è chiaro che dopo un giorno dall'uscita dai playoff è molto prematuro fare gettare anche se scenari. Lo Giudice ha lavorato in maniera ottima, portando nuovamente il Catanzaro a competere per qualcosa di importante. Chiudiamo anche il capitolo legato alla Serie C, ovviamente giovedì prossimo concentreremo tempi supplementari quasi esclusivamente sul mercato che anticipa di fatto poi il nuovo format che sveleremo qualche novità brevissima che dal 3 giugno ovviamente a Teleeuropa Network sarà realtà. Passiamo alla Serie D, adesso lo possiamo dire, dopo un anno di grandi sacrifici, di grandi investimenti, il doppio salto di categoria, però prima di entrare nella fase Corigliano-Rossano, perché adesso si chiama così, Paola Palmieri ha una domanda per lei, Presidente. Sì, Presidente, volevo chiedere, chi la conosce bene sa quanto lei sia ambizioso. Le chiedo qual è il traguardo che lei vuole raggiungere con il suo Corigliano? Allora, noi abbiamo fatto un programma nell'agosto del 2017 dove io insieme a altri due amici, uno Roberto Riviere e l'altro Enzo Rinaldi, che saluto, abbiamo fatto una programmazione di una durata di 4 anni a guida Nucaro. Chiaramente se in questi 4 anni Nucaro non arriva ad avere gli obiettivi prefissati, poi cederò lo scettro a uno dei due. Chiaramente noi vogliamo portare il Corigliano in una categoria dove non è mai arrivato, non c'è mai stata, che è quella della Lega Pro. Infatti siamo partiti a testa bassa facendo una squadra di categoria superiore che partecipava alla promozione e i risultati ci hanno dato ragione a noi.
e l'anno scorso abbiamo fatto una squadra di categoria superiore partecipando al campionato di eccellenza, avendo la bravura e anche la fortuna dalla nostra parte che ci hanno portato a fare questi 2 salti di qualità con numeri impressionanti. Su 60 partite ne abbiamo perso solo esclusivamente 2 e ne abbiamo pareggiato 6. La interrompo un attimo, sì, Presidente, perché parlava di numeri. Se Enzo Leonetti in regia è pronto, può mandare in onda la grafica legata proprio al Corigliano e ai numeri a cui faceva riferimento il Presidente. Una stagione da record. Stagione da record, 76 punti, 72 gol fatti, 30 subiti, 24 vittorie e una sola sconfitta. Questi numeri a cui faceva riferimento prima lei, Questi sono del campionato sì. appena concluso, ma i punti sono 77 in quanto ne abbiamo avuto uno di penalizzazione e non mettiamo in conto l'ultima partita che siamo andati giusto per fare una scampagnata con i Calico Catone, in quanto all'ultima di campionato noi non avevamo nessun stimolo. Loro chiaramente erano stimolati che gli serviva un punto per salvarsi ed effettivamente hanno trovato pure un Eurogol, se no i punti potevano essere ben superiori a 77, che sul campo ne abbiamo fatto 77, mentre l'anno prima in promozione abbiamo fatto 83 punti. Noi effettivamente quest'anno siamo partiti con un budget di punti che volevamo arrivare ad 80, perché effettivamente 80 punti ti dà la tranquillità e la matematica certezza che vinci il campionato. Infatti io ho detto sempre che se noi avessimo fatto 79 punti c'era il rischio che si perdeva il campionato. Questo campionato noi l'abbiamo vinto con 3 giornate d'anticipo grazie alla Reggio Mediterranea, che comunque ci ha tenuto testa fino alla fine, anche se noi in un momento particolare del campionato dove potevamo chiuderlo a dicembre ci siamo lasciati andare e ci siamo cullati che il campionato era finito. Infatti noi abbiamo pareggiato 2 partite contemporaneamente in casa con 2 squadre di media classifica, anzi una addirittura ha partecipato ai play-out, che è il Soriano, mentre l'altra squadra che è venuta a pareggiare a Corigliano è stato il Cotronei. E parliamo di 2 squadre dove noi vincevamo tutte e 2 le partite in inferiorità numerica e ci hanno pareggiato, come pure la sconfitta non è venuta lontana dalle mura amiche, ma bensì a Corigliano nel derby con la Rostanese, sempre in vantaggio di un gol e di un uomo, l'abbiamo persa. Poi in un campionato si sa, c'è la partita che la perdi, magari meritatamente o immeritatamente, ci sono delle partite che pareggi, però se costruisci una squadra per vincere alla fine vince, anche perché quello che sto dicendo io me lo confermerà sicuramente il presidente Di Diego, perché 2 anni fa quando ha vinto i playoff aveva allestito una squadra per vincere il campionato, poi chiaramente davanti a Castroville si è trovato il Locri che ha fatto un campionato eccezionale, però alla fine i risultati hanno dato ragione al presidente Di Diego vincendo i playoff. E in D ci arriva trovando appunto la formazione del patron Di Diego, che si è classificato quinto nel girone I, insomma girone di ferro, un girone particolare, importante. Anche qui prego Enzo Leonetti in regia di mandare la grafica relativa al Castrovillari, quinto in classifica, 40 gol fatti, 39 subiti, quindi grande equilibrio anche fra gol presi e gol realizzati, 49 punti, 12 vittorie, 13 pareggi e 9 sconfitte, un bilancio devo dire di tutto rispetto a un campionato difficile che, ripetiamo, aveva formazioni del calibro della Turris, del Bari, e quindi insomma andare a terminare il campionato dietro queste grandi corazzate, insomma motivo di grande soddisfazione. Assolutamente, anche se come dicevo poc'anzi i punti dovevano essere ben altri, perché soltanto negli ultimi finali dal 90° al 95° il Castrovillari è stato capace di perdere oltre dai 12 ai 14 punti. Quindi in questi minuti finali lo specchio è proprio l'ultima contro la Turris a Torre del Greco, vincevamo 2-1 al 90°, la partita in 5 minuti si è ribaltata. Quindi. Ecco, a cosa attribuisce questa anomalia della sua formazione? Un problema di carattere, di concentrazione? Eravamo la squadra più giovane del girone, se non del sud Italia, quindi avevamo un'età media di 20 anni, quindi la nostra è una squadra giovane, una squadra che sapeva tirare dal cilindro dei numeri
pazzeschi. Infatti abbiamo avuto 2 ragazzi su tutti che gli auguro tutto il bene di questo mondo, ma sicuramente l'anno prossimo approderanno in Serie C, che Luca Pandolfi è il nostro portiere. Voglio dire, quindi di ragazzi ne abbiamo avuti e hanno dimostrato, hanno dato. Ovviamente poi nell'ultima partita il portiere, che è un 99, purtroppo, ahimè, il ragazzo ha fatto degli errori, ci è costata la partita, però non gli possiamo dire nulla perché durante tutto l'anno hanno davvero dimostrato il loro valore, senso di appartenenza e ci hanno creduto fino alla fine, ed è giusto che i playoff sono arrivati. Il mio rammarico è che per quello che abbiamo dimostrato, ecco, infatti prima il Presidente Nocaro diceva con il Bari, ma con il Bari, con la Nocerina e con formazioni importanti abbiamo espresso un calcio e un gioco di tutt'altra categoria, e quindi la soddisfazione è stata proprio questa. Al di là dei punti siamo stati la formazione che esprimeva il miglior calcio in tutto il nostro girone. Ma questo non lo dico io, lo dicono tutti i colleghi. L'ha detto anche Ciccio Cozza l'ultima volta che lei è stato qui con... Tutte le altre società che ci hanno davvero ringraziato, il merito va al mister Marra, ai ragazzi e soprattutto al direttore sportivo Varrà, che ha allestito, è stato bravo ad allestire questo organico, e anche a noi società che ci abbiamo creduto, quindi abbiamo, come si dice, sponsorizzato tutta questa situazione. Il Presidente Nucaro parlava dei suoi obiettivi, sollecitato dalla nostra bella Paola Palmieri. Gli obiettivi del Castrovillari invece per la prossima stagione quali sono? Gli obiettivi del Castrovillari sono, innanzitutto bisogna chiarire, perché noi abbiamo delle problematiche campo, problematiche diverse anche di una società che si deve allargare, perché oggi il peso grava quasi interamente tutto sulla mia persona. Una piazza che deve rispondere anche in termini di numeri, perché purtroppo in termini di numeri non abbiamo avuto numeri che ci permettono di pensare a cose più importanti. Rispetto al Presidente Nucaro io sono un po' più equilibrato, sono uno che guarda avanti negli anni e non pensa a fare l'esploit per poi, come si dice, cercare di fare dell'altro, ma vedo oltre e cercare di fare un obiettivo a lungo termine, perché parliamoci chiaro, siamo una cittadina di 20.000 abitanti, non siamo una città consolidata, cosa che è ben diverso. Magari ora il Presidente Nucaro con Corigliano Rossano ha una forza e ha un bacino d'utenza ben diverso da quello che possa essere il mio, però già da questo bisogna capire, ecco, che le società devono lavorare con ragazzi giovani per poter poi cercare di fare un qualcosa di importante. Noi vorremmo fare qualcosa di importante nel 2021 che festeggia, dove abbiamo il centenario, quindi diciamo i miei programmi sono un po' più... A lungo termine. Lungo termine no, perché stiamo parlando di 2 anni, però diciamo non... nel breve periodo. Nel breve periodo. Presidente, insomma, invece lei, come diceva il Presidente Di Diego, ha alle spalle una piazza importante, ha voluto fortemente il cambio di denominazione che avverrà, mi diceva, insomma, a brevissimo, quindi la squadra si chiamerà Corigliano Rossano come la città. Ci sono tutti i numeri per cercare di ottenere una promozione che è nella sua mentalità, quella, insomma, di vincere e comunque sempre. Allora, noi cerchiamo di allestire una squadra con il nuovo direttore generale che punta ai posti più alti, poi chiaramente il rettangolo di gioco dirà se noi abbiamo fatto bene o abbiamo sbagliato. Sicuramente se qualcosa non va ai mercati di riparazione noi andiamo a riparare quegli errori che abbiamo fatto magari durante la campagna estiva e poi lì te la vai a giocare. Mentre al Presidente Di Diego voglio dire questo, lui l'anno scorso all'inizio campionato aveva allestito una grande squadra, chiaramente trovandosi Bari davanti ha fatto la cosa più giusta e più logica che poteva fare un presidente che si trova davanti a una squadra corazzata come il Bari, che poi a novembre chiaramente era già prima in classifica, e ha mandato via dei giocatori importanti, perché la rosa del Castrovillari lo scorso anno in asse di partenza non aveva nulla da togliere o invidiare alla Turris, perché aveva giocatori che i campionati di interregionale ne hanno vinti più di uno. Però, Presidente, io Attilio, ho 2 curiosità. Mi viene il nuovo direttore generale chi sarà, Presidente?
Allora, il nuovo direttore generale del Corigliano fino a stamattina, con conferma che devo avere domani pomeriggio in via definitiva, se non si rimangia la parola, è Natino Varrà. Abbiamo qui il cambio. Annuncio vobis gaudium magnum, finalmente ci siamo, no? E una curiosità, proviamo a strappare un'altra chicca al presidente Di Diego. Sarà divorzio con Marra? Guarda, ti voglio rispondere, non è divorzio, è soltanto che io devo chiarire determinati punti importanti, perché al di là dell'allenatore, del direttore, dei giocatori, qui c'è da fare una scelta, è quella di salvaguardare una società storica e di puntare ad un qualcosa di importante. Al di là degli addetti ai lavori, di allenatori bravi, Marra merita assolutamente la riconferma, perché lo ha meritato sul campo. È un professionista, è una persona davvero eccezionale. Lo vorrei riconfermare non oggi, ma già averlo fatto mezz'ora fa. Però io in questo momento devo pensare alla società. Una volta stabilita qual è la linea della società, ovviamente si contatteranno gli addetti ai lavori. Per adesso, fino al 30 giugno, sono nostri tesserati, quindi anche lo stesso, tra virgolette, direttore è un nostro tesserato. Queste indiscrezioni, questa novità che il Presidente Nucaro mi sta dando in diretta, io non ne sono a conoscenza, ma nel calcio tutto può essere, lo ha detto Massimo Taibbi, il direttore Taibbi, quale saluto, voglio dire, quindi ci possiamo aspettare di tutto, però i miei obiettivi attualmente sono diversi da quelli di pensare di allestire la squadra e di fare ben altre cose. C'è una società da salvaguardare e da fortificare, questo è il senso del Presidente Di Diego. Ovviamente Attilio, abbiamo dato la notizia che ovviamente era nell'aria, però insomma corre l'obbligo la prossima settimana avere in studio Natino Varrà a questo punto. Quindi lo inviteremo. La prossima volta vi chiedo di invitare anche me, perché così almeno, anzi, così sarebbe bello. Diamo un diritto di replica, faremo un faccia a faccia. No, assolutamente. Poi alla fine fa parte del gioco, assolutamente. Ovviamente oggi io non mi posso esprimere, perché non sapendo, magari nell'ultima mezz'ora, nell'ultima ora, il Presidente Nucaro è stato così bravo a tirare dal cilindro qualche suo... No, non è che io lo tiro dal cilindro, io ho detto se Natino Varrà mantiene la parola, Natino Varrà sarà il nuovo direttore sportivo del Corigliano. È vero che è legato a Cassoville come da contratto fino al 30 giugno, però noi sappiamo che essendo che i contratti devono essere, quando si rinnovano ci deve essere l'accordo da entrambe le parti, siccome io lo conosco che è una persona seria, che già l'anno scorso io lo volevo a Corigliano, però di fatto ha scelto una categoria superiore ed ha fatto bene che è andato a fare questo campionato a Castrovillari, perché non ci dobbiamo dimenticare che Natino Varrà aveva vinto un campionato con il Locri, partecipava allo stesso campionato del Castrovillari, ha abbandonato Locri per andare a Castrovillari, quindi è un ragazzo serio, rispetta e mantiene gli impegni fino alla fine, però lui cerca sempre di confrontarsi con nuove realtà, con nuove ambizioni. Io però credo che... Poi alla fine se Varrà vuole venire, visto che mi ha dato la parola, viene. Se non vuole venire, è morto un papa e se ne fa un altro, che sia ben chiaro. Però io credo che piazze sicuramente diverse, il discorso che facevano prima i due presidenti sono discorsi differenti. Corigliano-Rossano in questo momento, come diceva giustamente il presidente Di Diego, ha una piazza che in questo momento, non dico che impone determinate scelte, ma quantomeno è chiaro che debba avere quel qualcosa in più. Secondo me fa bene il presidente. Però io no, scusi Presidente, ho una curiosità, no? Perché insomma ha fatto bene il Presidente a fare un passo indietro quando il Bari è stato inserito nel girone di propria competenza, ma lei come si comporterà nella misura in cui il Palermo dovesse essere nella sua categoria? Partiamo da questo presupposto che tu la squadra la vai a fare prima che escono i gironi, quindi il Presidente Di Diego qui presente lo può dire, lo può confermare o mi può smentire in diretta. Aveva fatto l'anno scorso, nel mese di luglio, per poi iniziare il raduno ad agosto, una squadra ma veramente di grandi
nomi per quanto riguarda la categoria, aveva Gallon, aveva Catinale, aveva Uncaro, e sono giocatori che questi campionati l'hanno vinti, a prescindere da quelli che sono rimasti. E poi, come diceva prima, aveva e ha attualmente ancora fino al 30 giugno, non so poi se va via, un ragazzino che effettivamente in Lega Pro può fare anche la differenza, che è Pandolfi. E ne aveva un altro di colore che credo che sia andato già via, che era pure bravo, quindi aveva allestito una grande rosa. Chiaramente io come Corigliano, l'ho detto da agosto del 2017, siamo arrivati al 2019, non è che posso fare un passo indietro. Non si preoccuperà quindi del Palermo? Noi facciamo una squadra forte per la categoria che sicuramente puntiamo a vincere. Se il Palermo farà un'armata Bancaleone che ci distanzia di 10 punti a novembre, vuol dire che andiamo a ridurre i costi. Ma se siamo lì per giocarceli, il Palermo, che sia il Palermo come può essere anche il Real Madrid, deve sapere che noi ci puntiamo fino alla fine, perché nel calcio, come ti dicevo prima, può essere bravo il direttore, può essere bravo l'allenatore, però se i presidenti non aumentano i budget dove puoi andare a scegliere il meglio che c'è della categoria, i campionati non li vinci mai. Perché Di Diego, se l'anno scorso avesse avuto, diciamo, faceva il Superenalotto e vinceva 157 milioni di euro e diceva io voglio riportare di nuovo il Castrovillo in Serie C, il Bari ha speso 3 milioni, lui ne spendeva 4 e se la lottava. Sono d'accordo con lei. Purtroppo ormai il calcio è fatto di soldi. Sono d'accordo con lei, ha detto una cosa giusta, Presidente, nel bene o nel male i risultati li fanno le società. Sì, sicuramente i giocatori vanno in campo, ma vanno in campo perché li sceglie la società e perché la società sa gestire durante il corso dell'anno. Prima devono essere uomini e poi giocatori. Determinati momenti. E anche vincere un campionato come quello di eccellenza non è facile, perché niente è dovuto. Siamo davvero giunti in conclusione però prima ho visto i numeri del suo Corigliano Rossano oggi e sono contento perché insomma uno dei suoi calciatori, io personalmente sono riuscito a batterlo quantomeno nella partita del giovedì, che è Andrea Tricarico, che saluto, è un amico. Allora, visto che conosce Andrea Tricarico, è stato nei professionisti per molti anni, puoi chiedere a Andrea Tricarico come noi abbiamo organizzato, io in prima persona, la società, quali sono i miei comportamenti della società, e ora ti voglio dare una notizia che magari prima hai detto un confronto. Allora, io magari mi piace parlare di calcio, ne capisco, vado a vedere tante partite, però io non mi sono mai permesso e mai mi permetterò di dire al direttore o all'allenatore cose calcistiche, parlo di tutto altro. Assolutamente. Un fiume in pieno il Presidente Nucaro, siamo giunti in conclusione. Attilio, appuntamento giovedì prossimo. Appuntamento a giovedì prossimo, aspettando il calciomercato. E appuntamento a giovedì prossimo anche con la nostra straordinaria, bella e sempre più intraprendente Paola Palmieri. Grazie, a giovedì prossimo. Ciao Paola, e salutiamo e ringraziamo il Presidente del Castrovillari Di Diego. Buonasera e grazie. E grazie al Presidente Mauro Nucaro del Corigliano. Grazie a voi. Appuntamento giovedì prossimo, sempre alle 21 su Teleeuropa Network. Rimanete sintonizzati con la nostra programmazione. A volte sono peggio di una iena, se torno a casa quando fuori c'è la luna piena. Se questo inchiostro sulla pelle lo sopporti appena, ma di ogni mio gesto tu sei pienamente fiera. L'unica presente in ogni istante, pure se la strada da percorrere è distante. Sei la colonna portante, la donna importante, che mi capisce senza troppe domande. E grazie a te se sono quello che ora senti, il più sentito tra i miei argomenti. Davanti mai che ti lamenti e sopporti, nel letto piange sola che ti conforti, ma sappi che siamo più forti se lottiamo insieme. Con il silenzio mai nulla si ottiene, tu che di mamma compi ogni dovere, trasmetti tutto il tuo potere. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Anche se non sono stato una brava persona,
stavo bene, non ci andavo a scuola. Non ti ho mai dato la soddisfazione di un diploma, ma ho lavorato sodo dai 18 anni ancora. Mi do da fare, scrivo pure una canzone che dice proprio hey ma mi serva da lezione. Ma voglio regalarti almeno una soddisfazione, sperando in questo testo che ti doni un'emozione. Inchiostro sulla pelle per primo il tuo nome, senza la testa tuo figlio ormai non è. Delle parole, le rime un campione, la prof mi darebbe di certo ragione. Hey ma non ti sentire triste, resta sempre allegra, che riempi casa e rendi calda l'atmosfera. Chi rema contro questa sera guarda nera, invidia te una donna tutta intera. Hey ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Hey ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Tu che potresti andare via ma invece resti, per i tuoi figli anche alla vita ci rinunceresti. Tu mai calpesti chi ti è intorno ma rispetti pure questi che maldestri sembra facciano dispetti. Porto i tuoi occhi e il tuo carattere, quando non ho per niente voglia di dibattere, quando i pensieri stanno a galla come zattere, mi dai la forza adatta per combattere. Hey ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Hey ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei,